Sì, muto Loreto, muto. Sì. Amoni, che già mi sta assediando. Che te se ne vuole dire, quando torna a settare, boh. Però Salvuccio, dai, non pensi di essere stato troppo duro con queste tue cucine? Si meritano chissà e avuto. Oggi si stavano frenando forse perché ci sei tu. Di solito sai quanto me ne combinano. Loro, nel confronto a quello che mi fanno idee, sogno modo come una ricotta fresca. Ma Comunque, non roviniamoci questo bel giorno. Salvuccio? Dimmi, Ketty. Sono la ragazza più felice del mondo. Sono Anch'io, amore contentissima. mio. Che bello. Certo che sta menzione Ruzzi, tanto picchiasti sul serio tutti Ruzzi. Nonna, veramente, io e Salvuccio. Oh, bene che mi facesti Ruzzi! Sogno con te! Ma no! Oh, signor Ruzzo, va a beneficere, e va a beneficere. Lo capivo. Ma che fa portiamo da ringere queste cose? Accostiamo conto riscosso. Sì. Salvuccio, tu nel frattempo vai nelle tue cucine e ci vai a fare pace, dai. Va bene, Ketty. Tu hai pure troppo anni, amore mio. Allora, Geno, noi ci avessimo a finire ora scrisorando ora. Ah, di quale discorso? Ah, che di poco fa. Ci Ci tocca. Sei. Vuoi prestare i piccioli perché tu sei in grave difficoltà economica senza un aiuto, non sai ne sbattere la testa? Geno, perché puntare tutte queste cose? Amore, dai. No, facevo così per dire. Comunque ancora ci sto riflettendo, Come ancora ci sta pensando? Geno, amore, me le dare questi piccioli o no? Oh, ma calma tu sangue intanto. Cioè, vieni a chi? Vieni a cavolo, prestate i piccioli. E mi va a dire che c'è fare, che mi piccioli. E quando le fai? Vi date una calmata per favore, che già mi butta a me. No, Geno, non è che ma... Basta! Ne parliamo poi al momento opportuno. La mazza, botta le sale. Mi stai venendo piesto, come farò? Io non mi vado a prestare niente. Grazie, papà, ma viene, vediamo se Cristo la può poi fuori. Ah, no! Botta le sale, botta la tanta lei. Ma fa satana in tavolo ogni... Ma fa una cortesia che è mio, senti, tu quando mi chiamare non è male, no? Abbandonando che ogni volta mi fa picchiare un morto. Scusate, non è che sono in fibrillazione però, per tutte queste cose che succedono. Hai ragione, magari ti mangi pure squadrato. Beh. Senti qua, no, per essere puntiglioso e girare il coltello nella piaga, ma io e tu avessimo terminato lo scussore prima. Che dove i cognati casa aiutano, amici casa aiutano, la famiglia casa like. Tu vuoi, dove Sai che c'è, stiamo appuntando uno su questi prima. Ma chi vuole condannare? Appena mi dice che vuole pensare a peggio, non faccio capuccio un po', hai chiamato il culo rosso come la fare. Dai, sì. Uno squissi bene, Quindi perciò come uno squissi? Ti stavo dicendo che il picciotto ti stavano maritando, quindi famiglia sa like, giusto? E tu mi dici che magari l'ha prestato che picciotto da qualcuno. Mi stavo chiedendo se magari, visto che sei un commentatore, quindi un nobiluomo, rimane like, potresti, che ne so, come dire... Capiamo, va? Hai capito dove voglio arrivare? Ma lì questo cosa fatoso? Stai giocando con due mazze di carte. Cioè, vieni a cercare che c'è la mia e nel frattempo sarò piano un commendatore sarò piano. Il tuo crede che è commendatore. Niente sapendo che è più povero è fazzo mia. A me ne è che mi rissi. E se invece chi sciocca? Per secondo me c'era un sciozzino. E che non è picciole. E ci pensa picciole. E io che posso perdere? Posso perdere io questa occasione di umiliare a mio cognato, sta cosa fatosa! Non sia mai assolutamente! Carmelo, Dimmi, Gino. ci ho riflettuto. Ci hai riflettuto? Sì, no, non ci sono problemi, Carmelo. Mi piace tu allora di cose? Non ci sono problemi, ci penso io, tranquillo. Tano, o finiamo già a votare su cosa?
Perciò, che mi stai dicendo, o cognato, anzi no, o frate. Oh, frate, ora va bene. Giusto. Quindi per tu ci vuole bene? Ti disse che non ci sono problemi, ci penso io, ho fatto due calcoli e proprio non ce n'è. Ma ne cagato di una pasata. Grazie. Grazie, papà. Per favore, vai, basta! Mi va via tutto, mi va via, ma che è? Mica Manco va bene però. Vabbè, fermiamoci e basta, non ci sono problemi, ci penso io, però calmati. Quando posso venire magari a pigliare il conguaglio? Quando vuoi sono pronto e non ci sono problemi, va bene? Vabbè. Amore dai, noi togliamo il disturbo perché magari già abbiamo fatto assai. Direi. Gaetano Tortorella, io la saluto, le faccio i miei migliori auguri e complimenti ancora per i pasticcini. Nunzia! Chi c'è? Dai mielo, che succede? Amore, picca tu giaccone per una manchiri che già abbiamo abusato della nobiltà del commendatore e della gentilezza di me frate Genozzo. Che come tu tanto sta facendo tutte cose tu. Un minuto che vacchiamo ai picciotti e basta saluto magari. Amore, come tu sangue, dammi un pesce. Un minuto. pesce ce ne ora. Così. Non voglio abusare, giusto? Certo. Commendatore, intanto ancora le faccio i complimenti per questi pasticcini che so a fare l'uomo. Ah, se lei vuole, poi gliele danno, non so di prima. Tano, poi l'ha capito dove? Ho capito. Ok, Mela, io ti saluto. Grazie di tutto. Ciao Mela. Amore, caro, sono cattiviano. Arrivederci, signor Tano. Grazie. Amore, Ciao. Grazie di tutto. E auguri ancora a casa. Grazie, Nunzia. Salutato zio. E che fa se confessare? Ne sentiamo, Mela. Ciao. Arrivederci. Va bene, va. Ciao. E magari pure chi sta può fare. Grazie. Che fatica. Se non so me, ma non mi venuta. Ma tuo cognato, che buona pizza tuo picciolo. E secondo te, a uno che non mi ha mai cagato in vita sua, che mi ha sempre trattato per cannavazzo, ma secondo te che ci veniva a fare? Che tutto bene, sai, caro fratello recare, da, cacetto, venne qua per bisogno. Ma allora ci prestaste? Cacetto, vieni domani a prendersi tutto, capisci? Ai. Carose, ora a mano, ma potete lasciare, perché tanto è mai finito vuole fare i fantazzini, va bene? Cosa giusto, ora basta. Papà, veramente? Io salvuccio. Ma veramente chi? Veramente, signor Tano, noi ce ne facciamo zitti per davvero. Tu ci pensa? Mi sto sentendo male! Se tu ce lo sei! È così belli su! Bravi ragazzi, bravi! Ora i piccioli ce l'hai. Sono contenta! Pronti? Viva gli sposi! Speriamo che si maritano presto e ne fanno un bello piccerino! Mamma, Ma ti rendi conto, Tanuzzo? Cioè, avevamo a fare finta di fare un fidanzamento e che ne rinisce un fidanzamento in piena regola! Ma ne facciamoci una voce applauso! Facciamoci una voce applauso! ma non corriamo ora, i sposi! Ai. Brava mamma! Uè, e qua ora? Chi è? Sì, geometra, chiamasse. Il geometra. Ma in mente adesso abbiamo questa situazione! Un geometra, finalmente a così questa situazione! Amore, detto bene, comunque si riscorre le nuaci! Aiutami, nonna! Amore, canta la capanziera! Un geometra, finalmente a così si reso più questa situazione! Per rapici, la geometra. Avanti, già sì, geometra.